Se i fatti raccontati da alcuni migranti sono veri, per il poliziotto in servizio al centro di accoglienza Ciavolotta del villaggio Mosè, la posizione rischia di essere severamente sanzionata dai suoi ufficiali. Due migranti sarebbero stati umiliati e puniti dopo un tentativo di fuga fallito dal centro di accoglienza dove erano stati posti in quarantena. La punizione sarebbe stata quella di inginocchiarsi e schiaffeggiarsi a vicenda. Sei ospite e devi rispettare la legge. Questo è il commento dell'agente ai due giovani migranti che tentavano invano di scappare dal centro. Ricordiamo che il centro Ciavolotta è oggetto da diverso tempo di grande preoccupazione tra i residenti del popoloso quartiere agrigentino, che sta provocando giorno dopo giorno tafferugli, litigi e un continuo allarme sociale a conoscenza ormai delle reti nazionali. Il pubblico ministero Cecilia Bavarelli ha aperto una inchiesta e iscritto nel registro degli indagati il poliziotto in questione con l'accusa di abuso dei mezzi di correzione. L'ispettore sarebbe stato denunciato dopo aver umiliato i giovani migranti ospiti del centro in contrada Ciavolotta posti in quarantena come misura anticontagio. I due ragazzi sarebbero stati costretti, come detto, a inginocchiarsi davanti a tutti gli ospiti della struttura. Il magistrato della procura ha chiesto al GIP l'incidente probatorio per sentire i migranti ed evitare che si possa disperdere la prova con il loro allontanamento.